per me, allora io prima quando sono arrivata il sindaco mi ha detto grazie mille di essere dei nostri. No, io ringrazio voi, perché tante volte le inaugurazioni, ahimè, vengono fatte che io manco lo so. E a me piace venire sul territorio, perché? Perché quando un sindaco si dedica, e guardate che un sindaco che sa cos'è la 39 non è scontato, perché vi garantisco che in giro per il Veneto cos'è la legge 39, che è la legge sulla sicurezza stradale, ahimè ci sono ancora sindaci che non sanno che cos'è. E sapere un sindaco che comunque è riuscito a cogliere l'opportunità che noi diamo con la legge 39, che è una legge del 91, non l'ho fatta io, perché l'ha fatta il Consiglio regionale nel 91, però è una legge che interviene sulla viabilità sia comunale, provinciale, regionale, statale, e la mette in sicurezza. Quando sono arrivato ho fatto un colpo, perché ho detto qua gli ha finito i skei e gli ha saltato il tocco in mezzo, perché subito ho preso paura, perché ho detto qua Veneto Strade ha fatto lo scherzetto. No, però veramente ringrazio le maestranze che hanno lavorato, però permettetemi di ringraziare anche gli uomini e le donne di Veneto Strade, che io li considero una seconda famiglia, perché insomma in questi anni qualche battaglia insieme l'abbiamo fatto e rappresentano la regione Veneto sul territorio in maniera egregia. Noi con la 39 negli ultimi anni abbiamo aperto praticamente, tra la 39 e gli interventi diretti, oltre 650 cantieri di messa in sicurezza. No, meno male non mi invitano dappertutto, altrimenti sarei poco in ufficio e tanto sul territorio, però oltre 650 cantieri di messa in sicurezza, con realizzazione di rotatorie, messa in sicurezza di incroci, realizzazione di ciclabili o comunque di marciapiedi e messa in sicurezza, soprattutto per anche interventi per la mobilità lenta, la mobilità leggera, quindi pedoni e ciclisti.